Amici e amiche di Sicilia Magazine, sono convinta che se nella vostra vita avete guardato almeno una volta i Simpson avrete sicuramente sognato di assaporare una di quelle ciambelline che mangia Omar. Ecco, oggi vi porto a scoprire il primo negozio di donuts artigianali al mondo e si trova a Catania in Vietnea. Venite con me. Unisce tutte le tendenze di oggi, l'amore per il cibo e poi quel sogno americano di quelle ciambelle tenute in mano da Homer Simpson e ogni volta che le vedi dici la voglio anch'io, la puoi avere qui da Donut Store. Da dove nasce l'idea di un Donut Store qui a Catania? Allora, nasce da una mia notte insonne pensando alle 5 del mattino che dovevo fare qualcosa di diverso. Ho pensato di creare queste ciambelle, ma proprio artigianali, fatti sul momento, crearle proprio a misura per come vuole un bambino, cioè la vuole ripiena, la vuole glassata, la vuole con le granelle particolari, con gli smatis, con i zuccherini. Donuts che puoi farcire come vuoi e che poi so combinare anche ad altri prodotti. Assolutamente sì, abbiamo messo dei bubble tea che stanno andando benissimo e sono molto ricercati dai ragazzini, anche perché questo è il target, e abbiamo fatto delle granitine con delle borracce per dissetarsi. Nel periodo invernale stiamo cambiando e faremo delle cioccolate calde un po' più particolari. Miriam, cosa c'è dietro un progetto così ambizioso? Allora, la partenza per arrivare in altre città, fra un mesetto circa ci sposteremo sicuramente prima di ogni cosa a Palermo e poi da lì nasce tipo tutto il franchising, abbiamo già registrato il marchio, abbiamo fatto delle prove con altri negozi e così partiamo. Per la patria, prova qualità. Ho provato,